condotta gravemente sleale. Giusto per mettervi confusione, nel calcio 11 questa si chiama DOS, è la stessa cosa, siccome sono i 10 loro, allora si inventano è la stessa cosa. Però è diversa, molto diversa. Allora, un calciatore, occhio che non facciamo capire tutti, impedisce la segnatura di una rete toccando volontariamente il pallone con la mano o l'evidente opportunità di segnare una rete ad un avversario che si dirige verso la porta, commettendo un'infrazione punibile con un calcio di punizione o con un calcio di rigore. Aggiungo, anche con una infrazione punibile con un calcio di punizione diretto. Anche così. Esempio, gioco pericoloso, l'attaccante per non subire il contrasto si toglie, mi avrebbe sicuramente a porta vuota un punto, tu mi punti il piede qua, io mi tolgo e mi avrei fatto gol. Rosso. Detto questo, calcio di punizione diretto, incluso il tiro libero, indiretto infatti lo mettono di rigore, disciplinare rosso, con conseguenze note sul numero dei calciatori, perché se noi facciamo un espulso dei titolari, cosa succede? Espulsione, espulsiamo uno. In quanti riprendiamo? Io faccio, tu fai un rosso, in quanti riprendi? Uno e meno, quindi 4. Per quanto tempo? Oppure? Quando segnano non rientro subito. Chi segna? Gli avversari. Perfetto. La definizione di condotta gravemente sleale mette in evidenza due diverse tipologie. Calciatore che impedisce all'avversario la segnatura di una rete toccando il pallone con la mano sulla linea di porta, escluso il portiere, ovviamente, perché il portiere può giocare con la. Bravo. Calciatore che impedisce all'avversario l'evidente opportunità di segnare una rete intervenendo in maniera fallosa, incluso il fallo di mano all'interno dell'esterno dell'area di rigore. Elementi di base: presenza di due calciatori, difendente e attaccante, volontà e possibilità dell'attaccante di segnare una rete, commissione di un fallo che impedisce la rete, tocco di mano volontario del difensore che impedisce alla sua avversaria la segnatura della rete. Bene, in assenza di uno solo dei requisiti indicati non c'è condotta gravemente sleale. Fattori: distanza tra il punto in cui è stata commessa l'infrazione e la porta, la probabilità dell'attaccante di fare gol, la direzione e la posizione, l'infrazione che impedisce all'avversario dell'evento di segnare una rete, sanzionabile con un calcio di punizione, che sia esso diretto o indiretto. Se l'infrazione è commessa da un calciatore di riserva, dovrà essere sempre espulso. Determinare la condotta gravemente sleale, l'arbitro dovrà valutare se senza quel fallo vi sarebbe stata con certezza la rete. Il fallo è commesso dal penultimo difendente col portiere a difesa della porta all'interno della sua area di rigore, e qua adesso abbiamo un altro capitolo. La condotta gravemente sleale è quando non c'è il portiere. Non c'è il portiere. Quindi se fa fallo il portiere e dietro non c'è nessuno oppure c'è un difensore, è condotta gravemente sleale ed è rosso. Se invece lo fa un difensore ma c'è il portiere, non è condotta gravemente sleale. Perché? Perché il portiere può parare con le mani, il difensore no. Il fallo è commesso dal penultimo difendente ma a difesa della porta e un calciatore diverso dal portiere. E abbiamo detto, il fallo del calciatore titolare va a buon fine o no, ovvero se impedisce la segnatura della rete o no. Cioè è chiaro che se io faccio il fallo, chiaro che sono nella rete, ma la palla va in gol, diamo il gol. Qui aprite una parentesi, chiudetela, che poi a fine slide vi diamo delle citazioni sulle novità di quest'anno. Ovvero, visto che va di moda questo ovvero, nel caso in cui c'è una condotta gravemente sleale oppure c'è un fallo da punizione che comporta la doppia punizione dell'espulsione, non esiste vantaggio. Non esiste vantaggio. Si fischia, si dà rosso, stop. Non esiste vantaggio. Se vi dimenticate che era già munito, poi vediamo cosa fare. Fallo o il mero tentativo è commesso da un calciatore di riserva, e abbiamo detto che è sempre
Rosso. Bravo, questo l'hai imparato. Il difendente tocca il pallone con la mano, incluso il portiere, all'esterno dell'area di rigore, impedendo così una chiara pressione della rete degli avversari. È sempre rosso. Questi sono dei casi esemplificativi, adesso li vediamo. Quindi, se anche il portiere la prende con la mano, ma all'esterno dell'area di rigore, perché in area lo può fare, è rosso. È chiaro? Portiere che esce dall'area, ok? Esce dall'area, la para con la mano, c'è l'attaccante, ma la prende con la mano e è rosso. Chiaro? Fuori dal retto, dentro lo fa. Caso 2. Il difendente interrompe in maniera fallosa un'importante azione di attacco della sua avversaria con il portiere dietro. Giusto? Abbiamo detto che è Aldo? Bravo. Ma se a difesa della propria porta vi fosse un difensore diverso dal portiere, grazie adesso. È chiaro? Vi ho già detto tutte queste cose, le stiamo facendo. Il calciatore di riserva entra nel rettangolo di gioco con l'intento di impedire la segnatura della rete della squadra avversaria senza raggiungere. Bravo. Espulsione del calciatore, attribuzione della rete e ripresa di gioco con un calcio all'inizio. La sua squadra riprenderà il gioco con lo stesso numero di titolari. Calciatore di riserva, bla bla bla, impedisce. Espulsione, calcio di punizione in diretta sulla squadra avversaria, si riprende con un titolare in meno. L'abbiamo già detta, Condotta gravemente sleale non deve essere confusa con l'infrazione della norma relativa al gioco del portiere, che nel tentativo di impedire a un'autorete, in assenza di calciatori avversari che partecipano all'azione, blocca il pallone non in maniera fallosa. Perché ci sia una condotta gravemente sleale ci deve essere un fallo, non un'infrazione. Il secondo tocco, il retropassaggio, non è un fallo, è un'infrazione. Chiaro per tutti? Il fallo di mano è un fallo, un gioco pericoloso è un fallo, un tackle è un fallo, il retropassaggio è un'infrazione. Quindi non può esserci condotta gravemente sleale. La condotta gravemente sleale si configura invece nel caso in cui il portiere, nel tentativo di impedire un'autorete, pur in assenza di calciatori avversari che partecipano all'azione, blocca il pallone in maniera fallosa, esempio mano all'esterno dell'area di rigore, in questo caso ci sono gli elementi. Allora, l'arbitro dovrà intervenire tecnicamente in coerenza dell'infrazione commessa, diretto in diretto di rigore, volontari sono invisibili. Tocco del portiere all'interno della sua area di rigore o di piede all'esterno, nessun prevedimento. Tocco di mano del portiere all'esterno dell'area di rigore, espulsione. Indica. Aggiungo che se il portiere fa il secondo tocco del retropassaggio e quindi abbiamo detto Ale è un calcio di punizione indiretto, bravo, qui scrivono nessun provvedimento disciplinare, ma se c'è l'attaccante bene. Nel caso di retropassaggio al portiere in presenza di calciatore avversario sulla traiettoria, l'abbiamo appena detto, se c'è fallo è rosso, se c'è la vera infrazione è giallo, l'abbiamo appena detto, non di nuovo. Vediamo se i casi esemplificativi, dopo dovremo aver finito. Oh, niente parole. Bene, il portiere gioca il pallone verso il compagno che glielo ripassa, vedendosi che il pallone entrerà immediatamente in porta, lo blocca in area di rigore. 1, 2, stop. Fermi. Fermi. Allora. Faccio punizione diretta. Ok, provvedimento disciplinare. Condizione. Perché? Perché impedisce alla palla di andare dentro. Ma c'è l'attaccante? No. No. Tu hai detto indiretto. Sì. Perché non c'è fallo, ma è un'infrazione. C'è l'attaccante? No, quindi non c'è il provvedimento disciplinare. Quello va toccato con i piedi, con i piedi. Non importa, anche se lo fa con le mani è dentro l'erbo. Nessun provvedimento disciplinare, espulsione diretta. Ok? Caso 2. Occhio che vi faccio le domande. Il
portiere gioca il pallone verso un compagno che glielo ripassa, avvenendosi che il pallone entrerebbe certamente in porta, lo intercetta con le mani fuori area di rigore. 1, 2, stop. Tecnico? Diretto. Calcio di punizione diretto, cumulo del fallo, non apro parentesi qua. Portiere gioca il pallone verso un compagno che glielo ripassa. Il portiere, valutando che il pallone sarebbe certamente entrato in possesso dell'avversario, lo blocca con le mani all'interno dell'area di rigore. 1, 2, tam. Ammonizione e calcio di punizione diretto. Gioca il pallone verso un compagno che glielo ripassa. Il portiere, valutando che il pallone sarebbe certamente entrato in possesso dell'avversario, lo atterra in maniera fallosa. Vabbè, diretto di sicuro. Quindi siamo in area. Faccio di rigore. Bene, caso 5. Il portiere gioca il pallone verso un compagno che glielo ripassa. Il portiere, valutando che il pallone sarebbe certamente entrato in possesso dell'avversario, lo gioca una seconda volta toccando con le mani fuori dall'area di rigore. È rosso. Rosso? Quando la inviata. Sì. Tecnico? Diretto o indiretto? È un'infrazione? Sì. No, No. lo prende con le mani. Quindi non è un'infrazione, è un fallo. Quindi diretto. Diretto. Fatto. Espulsione, diretto e cumuliamo. 6. Il portiere effettua una rimessa dal fondo e riceve nuovamente il pallone dal compagno senza che sia stato toccato dall'altra squadra, impedendo all'avversario di entrare in possesso senza commettere il fallo su di lui. 1, 2, tanto. Indiretto. Non hai capito? Cioè gioca secondo tu, questo è Batte in verità tu. Ah, ok. Indiretto. Ok? Ispirare? E basta. Guarda, beh, io l'ho fatta apposta. C'è la munizione. C'è l'attaccante. C'è l'attaccante. Qui piedi. No, tutti va bene. Bene, per individuare e distinguere la condotta gravemente sleale, così come per altre fattispecie previste, bisogna ricordare la definizione e valutare se sussistono gli elementi. L'esercizio continuo e veloce di scomposizione e ricomposizione degli elementi ha fatto sì che mi avete fatto svenare.